Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Pasqua di dolore e morte nel Mediterraneo, affonda barcone di migranti, 2 morti e circa 70 dispersi, oltre 100 erano partiti dalla Libia, 32 sopravvissuti, soccorsi e trasferiti a Lampedusa. Pasqua con il sole in tutta la Sicilia, Catania Cicchie ne approfitta per andare al mare, nei centri storici turisti alla scoperta di storie e tradizioni. Tante le piste dietro il ferimento di un giovane gambizzato all'interno di una macelleria di Mister Bianco nel Catanese. La vittima è il figlio del titolare, nome pesante della criminalità catanese. Il comune di Sutera nell'Agrigentino scivola sotto la montagna per le piogge dei giorni scorsi. Case inagibili sul muraglione crollato, sopralluoghi in corso e rischio nuovi cedimenti. A Palermo continuano le indagini sullo stupro della studentessa americana. Si sono presentati in 3 all'appuntamento su Tinder, ma non è ancora chiaro chi l'abbia violentata. Il mondo ha bisogno di pace, il messaggio di Pasqua dell'arcivescovo di Catania Monsignor Renna in questi tempi di guerra. Calcio, Serie C, Pasquetta in campo per il Catania che domani al Massimino riceve il Picerno. Viali chiede concentrazione, rossazzurri a caccia dei 3 punti per blindare il secondo posto. Solo pareggi per Siracusa e Trapani, sempre più lontana la salvezza. Bentrovati e buona Pasqua, una giornata, quella di Pasqua di quest'anno, segnata da morte e disperazione nel Mediterraneo. Ancora una volta bisogna fare i conti con una nuova tragedia. Al largo della Libia una 70ina i dispersi e annegati in mare. Stiamo parlando di migranti, persone in cerca di un luogo sicuro, inghiottiti dal Mediterraneo che si è trasformato ancora una volta in un confine di morte. Sentiamo Laura Spanò. Mentre si celebra la Pasqua di Resurrezione nel Mediterraneo si continua a morire. L'ultimo naufragio registra un bilancio pesante, una 70ina le persone finite in mare e annegate, anche se è ancora difficile una stima precisa. 2 i corpi senza vita recuperati, tratti in salvo, 31 uomini e un minore non accompagnato. Sono pakistani, bengalesi, egiziani. Siamo partiti in 110, raccontano alcuni dei sopravvissuti giunti a Mollo Favarolo a Lampedusa dopo essere stati soccorsi in acque SAR libiche dalla Guardia Costiera. Saranno ascoltati nelle prossime ore. Si trovano nell'hotspot di Lampedusa in stato di forte shock. Sono stati visitati dai medici e rifucillati. Il mare mosso ha causato infiltrazioni d'acqua nel barcone sul quale viaggiavano dopo alcune ore fino al ribaltamento dopo 15 ore. A segnalare il naufragio un aereo della Guardia Costiera che ha dato l'allarme. Il barcone di legno era salpato nella notte tra venerdì e sabato da Tangiura in Libia. Quando i soccorsi sono arrivati nella zona del naufragio c'era un'imbarcazione ribaltata, circa 15 persone aggrappate allo scafo, diverse in mare e con loro alcuni corpi. Duro l'intervento di Save the Children nel giorno di Pasqua, che per molte persone rappresenta un tempo di rinascita e speranza. Ci troviamo a piangere nuove vite spezzate al largo della Libia. Il Mediterraneo si è trasformato in un confine di morte. Dal 2014 sono quasi 34.500 le persone morte e disperse nel Mediterraneo. Quest'anno più di 800, tra loro molti bambini, oltre 300 negli ultimi 3 anni. E ieri sera il mare di Mazara ha restituito il corpo di un altro migrante, il 20° rinvenuto lungo le coste del Trapanese. Cambiamo decisamente argomento. Dopo tanti giorni di maltempo finalmente il sole ha fatto capolino in tutta la Sicilia e a Catania in tanti ne hanno approfittato per visitare alcuni siti. Sentiamo Emanuela Corsi. Vista mare, parole crociate, tenuta ginnica, il sole. Ho sotto anche il costume e a mezzogiorno andrò a fare anche il bagno, se vi può far piacere. Il sole splende a Catania in questa domenica di Pasqua. Il maltempo dei giorni scorsi sembra già un lontano ricordo e le località balneari vengono prese d'assalto. Qui siamo nel borgo marinaro di San Giovanni Licuti, dove gli amanti della Tintarella approfittano di questa prima giornata di primavera per prendere un po' di sole e fare un tuffo fuori stagione. Non ho mai fatto il bagno prima dell'estate, mai fatto. Mi sono lasciata convincere da mia sorella e mia cugina, è bellissima ma è fredda, però è bella. Attrezzatissimo per questa prima giornata di primavera. Esattamente, anche se poi abbiamo impegni familiari, intanto ci godiamo questo paio d'ore di meraviglioso. Ho appena fatto il bagno. Com'è l'acqua? Freddissima ma meravigliosa. Dalla Svizzera. Com'è quest'acqua? È freschissimo, però molto bello. Per le vie del centro sono tanti i catanesi e i turisti in giro alla scoperta del patrimonio culturale della città.
Pasqua a Catania, sì, e abbiamo visto pure le processioni di Enna. Ti piace questa Pasqua siciliana? Bellissima la Pasqua siciliana. Sì. Stiamo andando all'Indifiato, sì. Lei è di qui? Di Catania, sì. Però diciamo è anche un modo per scoprire la città, no? Anche, sì, non ci sono mai stato, quindi è l'occasione. E poi dopo cosa si fa? Dopo si va a mangiare, è giusto. Non solo mare, sport e cultura, ma anche buona tavola. Per tutti non può mancare il tradizionale pranzo pasquale con i piatti tipici della tradizione siciliana. Prima la forma fisica e poi la buona tavola, entrambe. Vista la bellissima giornata di sole, abbiamo fatto una corsa e poi mangiamo naturalmente. Ma penso pasta al forno, secondi vari, patate al forno, involtini, queste cose qui. Poi la colomba classica. Ma tutti i centri storici sono stati presi d'assalto dai turisti. Adesso vi portiamo a Ortigia, cuore di Siracusa. La città insieme a Palermo è tra le mete più gettonate per questi giorni di festa. Oltre alla storia, molto apprezzati i dolci tipici pasquali. Francesco Aloi. Ci siamo già stati qui e ci siamo tornati molto volentieri. Piazza Duomo attrae sempre tutti, anche con la cattedrale incerottata per i lavori di restauro. È meravigliosa come sempre, è il nostro posto del cuore. Mio marito è ortigiano, è siciliano, ci siamo sposati qui e quindi è meravigliosa. Per Pasqua e Pasquetta, Siracusa è tra le mete più gettonate. Secondo i dati del portale Olidù, tra le città più ricercate ci sono Palermo al 9° posto e Siracusa al 12°. Chi viene qui in questi giorni, oltre alle meraviglie che arrivano dal passato, può gustare letteralmente anche quelle del presente. Partiamo dall'agnellino classico col cestino, con il marzapane, la colombina di pasta forte, ma anche le tradizioni legate al Giovedì Santo, quali per esempio il cestino con l'uovo sodo e le cassatelle di ricotta e cannella. Tra una passeggiata ed un break con un pranzo tipicamente siciliano, eccola la Pasqua a Ortigia. Qui, come nel resto dell'isola, c'è un sole splendente, segno che, dopo il freddo degli ultimi giorni, è arrivata la primavera. Ci sono tante piste dietro il ferimento di un giovane gambizzato ieri sera all'interno di una macelleria di Mister Bianco. La vittima è il figlio del titolare, un nome pesante della criminalità catanese. Desiree Ferlito. Pasqua di sangue nel cuore della città. Spari esplosi in piena sera sotto gli occhi increduli di passanti e avventori, in una nota macelleria in via Kennedy a Mister Bianco nel Catanese, dove un giovane è stato gambizzato mentre si trovava al lavoro. È successo intorno alle 20:30. Il ragazzo ferito, appena 18enne, è il figlio del titolare della macelleria, oggi, come vedete nelle immagini, regolarmente aperta. Il giovane è impegnato nell'attività di famiglia insieme ai suoi 2 fratelli, uno da poco intestatario dell'attività. Secondo una prima ricostruzione, 2 uomini in sella a una moto, con il volto nascosto da caschi integrali, si sono avvicinati all'attività commerciale e senza dire una parola hanno aperto il fuoco e colpito il giovane agli arti inferiori. Sul posto i carabinieri di Mister Bianco hanno eseguito i rilievi, acquisito la videosorveglianza della zona e raccolto le prime testimonianze per ricostruire con precisione la dinamica e risalire ai responsabili. Ma attorno alla vicenda si addensano elementi che potrebbero dare una direzione alle indagini. Il ragazzo, incensurato, è figlio di Alfio Adornetto, nome già noto agli ambienti della criminalità organizzata catanese e legato in passato a vicende di mafia. Un dettaglio che apre scenari delicati. Si è trattato di un messaggio diretto alla famiglia, di una ritorsione o di dinamiche maturate in un contesto completamente diverso, magari legato alla vita notturna. Domande ancora senza risposta. Intanto resta il dato più inquietante: colpi di pistola esplosi in strada tra la gente in un giorno di festa, un segnale che riporta paura nel cuore della città. E adesso andiamo nell'Agrigentino, a Sutera, piccolo centro tra le province di Agrigento e Caltanissetta, è crollato un muraglione, case inagibili e cittadini in allerta, una situazione che ricorda la frana avvenuta a Niscemi. Sopralluoghi in corso e rischio nuovi cedimenti con il maltempo. Davide Sarto. Pasqua di grande apprensione a Sutera, paese al confine tra le province di Agrigento e Caltanissetta. Poco più di 1100 abitanti, oggi guidato da un commissario straordinario che torna a fare i conti con il dissesto idrogeologico. Via San Giuseppe, cuore del centro abitato, ha visto crollare un altro tratto del muraglione. Le case vicine sono in gran parte già inagibili, una situazione che ricorda la frana di Niscemi.
circa 157 mm di acqua caduta in un mese. Pensate voi alla superficie del raccolto di tutte queste acque, cosa ha potuto e può provocare ancora se continua il perdurare di questa situazione. Purtroppo ad oggi non si è visto dal 14 febbraio nessun intervento, nessun interessamento da parte di nessuno. Sul posto sono in corso sopralluoghi tecnici per valutare l'estensione del fenomeno e individuare eventuali interventi urgenti di messa in sicurezza. La montagna diciamo che sta come un vecchietto che invece di avere 90 anni ha 5 milioni di anni di quando si è formato, quindi ormai comincia a risentire del tempo, delle condizioni meteo, quindi tutta la parte superficiale diciamo, della montagna risulta essere un crostone di gesso che subisce le intemperie. Tra i cittadini cresce la preoccupazione per possibili nuovi cedimenti e per l'allargamento dell'area coinvolta. Si teme che nei prossimi giorni possano scattare ulteriori evacuazioni. A Sutera le frane non sono una novità. Nel 1908 uno smottamento costrinse allo sgombero decine di case. Una Pasqua segnata dall'incertezza, con gli abitanti in attesa di risposte e interventi concreti. A Palermo continuano le indagini sullo stupro della giovane americana in una casa vacanza all'Acquasanta. Si sono presentati in 3 all'appuntamento, ma non è ancora chiaro chi l'abbia violentata. Giusy Lazzaro. Uno stupro, 3 sospettati. A Palermo continuano le indagini per la violenza su una giovane studentessa americana in una casa vacanza all'Acquasanta. Gli investigatori hanno identificato il giovane contattato su Tinder dalla 18enne e i 2 amici con cui si è presentato l'appuntamento, ma non è ancora chiaro chi l'abbia violentata. La vittima è stata sentita la stessa notte all'arrivo delle volanti e giovedì mattina, dopo essersi sottoposta al protocollo del codice rosa al policlinico, alle poliziotte ha indicato il profilo del ragazzo con cui aveva chattato sull'app di incontri. Ancora troppo scossa, però, non è stata in grado di riconoscere con sicurezza gli altri 2 amici. E anche sul fatto che ad abusare di lei sia stato il giovane proprietario del profilo Tinder ci sarebbero alcune riserve, tanto che al momento non si può escludere che sia stato uno dei 2 amici ad abusare di lei. Intanto si confronta anche la versione data dall'amica con quella della vittima. Nel frattempo però le 2 ragazze americane sono rientrate negli Stati Uniti e si indaga anche sui messaggi di Tinder che sono stati cancellati. Ci vorrà una consulenza tecnica per sapere chi ha fatto sparire la conversazione di quella notte fra la 18enne e il palermitano. Si chiariscono i contorni della strage ai cacciatori di gennaio a Montagnarelare sui Nebrodi. La prima vittima scambiata per un cinghiale, poi uccisi gli altri 2. Sono stati sparati ben 11 colpi. Ancora Lazzaro. Si cerca la verità sul triplice omicidio di gennaio nel bosco di Montagnareale sui Nebrodi. I carabinieri del RIS di Messina al lavoro da quel 28 gennaio, quando all'alba sono stati scoperti i cadaveri di 3 cacciatori. Si dipana così la dinamica che sembra surreale perché il primo a cadere è stato Giuseppe Pino di 26 anni. Secondo gli investigatori è stato scambiato per un cinghiale che si aggirava fra i cespugli e così Antonio Gatani di 82 anni ha sparato centrandolo al cuore. Da qui è cominciata la carneficina perché Davis Pino, vedendo morire il fratello, ha sparato contro l'anziano, prima 4 colpi e poi ricaricato il fucile scaricandone altre 3. Aveva intenzione di sparare anche all'altro cacciatore presente, ma l'uomo, per salvarsi, ha scaricato il fucile prima, uccidendolo. Tra i morti è solo un sopravvissuto che adesso è indagato per omicidio volontario. In totale sono 11 bossoli trovati vicino ai cadaveri, esplosi da almeno 3 armi, diverse per calibro e tipologia. Al vaglio dei RIS i residui di polvere da sparo, prelevati dalla mano dell'indagato, i vestiti e la memory card della telecamera piazzata sull'arma della più giovane delle vittime. È stato trovato un ordigno bellico nella spiaggia di Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo, tra i lidi balneari Pianeta Mare e Falò. Il sindaco Giuseppe Di Maggio ha firmato un'ordinanza urgente di divieto di avvicinamento. Interverranno gli artificiali per disinnescarlo. Adesso una breve pausa, tra poco.
A 6 anni dalla morte di una paziente, la Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio di 3 medici in servizio al Policlinico di Palermo. Sono indagati per omicidio colposo e lesioni colpose. Tonino De Mano. A distanza di 6 anni dalla morte, la Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio di 3 medici in servizio al Policlinico Giaccone accusati per la morte di una paziente, Maria Finocchio, deceduta a 43 anni nel febbraio 2020 dopo un ricovero per ischemia intestinale. Nel registro degli indagati per omicidio colposo e lesioni colpose sono finiti Gabriella Minitello, Sebastiano Bonventre e Giuseppe Carollo. Ad avviare le indagini un esposto dei familiari della vittima. Se i sanitari si fossero attenuti alle buone pratiche cliniche, si legge nella consulenza medico-legale disposta dal PM Maria Forti, il decesso di Maria Finocchio avrebbe avuto un'altissima probabilità scientifica di poter essere evitato o quantomeno procrastinato ad epoca sensibilmente successiva rispetto al 12 febbraio 2020. Un passaggio forse chiave che probabilmente mette nei guai i sanitari che hanno avuto in carico la donna. Oltre al danno alla beffa, visto che l'udienza preliminare si sarebbe dovuta celebrare il 3 novembre dello scorso anno, ma per alcuni rinvii per difetti di notifica tutto si è fermato. Un drone partito dalla base americana di Sigonella avrebbe collaborato alle operazioni di ricerca e soccorso del navigatore dell'F-15 abbattuto nei cieli dell'Iran, lo rivela Ital Mirador. E adesso parliamo di pace. Il mondo ha bisogno di pace, è uno stralcio del messaggio pasquale dell'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna. Sentiamolo in questa giornata di festa. Cari fratelli e sorelle, Santa Pasqua. Il messaggio di quest'anno non può che essere all'insegno di quel «La pace sia con voi» che il risorto rivolse agli 11 riuniti nel cenacolo e mostrò loro le piaghe provocate dalla violenza degli uomini, ma piaghe che erano state risanate, cicatrizzate dall'amore di Dio. Non dimentichiamo. Questo è l'anno agatino per noi di Catania, la testimonianza di Agata è una grande testimonianza di fede, ma è anche l'anno di San Francesco e il saluto di Francesco era «Il Signore ti dia pace» e nella leggenda dei 3 compagni, una delle sue biografie, diceva ai suoi «La pace che annunziate con la bocca, abbiatela ancora più copiosa nei vostri cuori». Ecco è quello che auguro a ciascuno di voi. Sulla vostra bocca buona Pasqua, ma nei vostri cuori ancora più copiosa la pace che viene da Cristo. Santa Pasqua a tutti. Il mondo ha bisogno dei frutti di pace che i cristiani sapranno seminare ovunque. Viviamo notti prolungate di giorni incattiviti dalle follie umane, guerre che prolificano ovunque, come non ricordare i sepolcri che contengono i corpi di tanti giovani, bambini e bambine che sono stati uccisi ultimamente a Palermo, a Messina, a Gaza, in Ucraina, in Congo, in Sudan e l'immenso sepolcro che è diventato il Mediterraneo. Queste le parole dell'arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice, ieri sera in cattedrale nell'omelia per la Pasqua di Resurrezione. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Ed eccoci al calcio. In Serie C Pasquetta in campo per il Catania che domani al Massimino riceve il Picerno. Viali chiede concentrazione, i rossazzurri sono a caccia dei 3 punti per blindare il secondo posto. Tonino De Mano. Il fine è il risultato, cioè noi dobbiamo arrivare sia a preparare un finale di campionato importante ma tramite crescita e risultati. Quindi bisogna stare con le antenne belle dritte. La strada è tracciata. William Viali la indica per tenere alta la concentrazione del gruppo in vista di un finale di campionato tutto da scrivere e che comunque per il Catania avrà l'appendice dei playoff. Per questo motivo contro il Picerno servono i 3 punti per blindare il secondo posto ed arrivare nel modo migliore fisico e mentale agli spareggi promozione. Pasquetta in campo per il Catania che va all'assalto del Picerno, avversario organizzato ed in corsa per la salvezza. Chi per un motivo, chi per un altro si affronteranno 2 squadre in cerca di punti, dove saranno fondamentali agonismo e concentrazione. Dentro una partita ce ne sono 2 o 3 diverse.
e quando cambia, esce dai binari che abbiamo preparato, chiaramente dobbiamo saperci stare, perché altrimenti ci potremmo far trovare spiazzati. Questo non può succedere. Tanti ballottaggi, in mediana Quaini, Di Tacchio e Di Noia si giocano 2 maglie, ma l'incertezza predomina anche in attacco, reparto ancora orfano di forte. La scelta è tra Caturano e Lunetta, per tenersi, soprattutto dovesse giocare il secondo, un'opzione a gara in corso. È un momento chiaramente di emergenza in quel reparto. Dovrò fare delle scelte sapendo che una situazione mi dà tanto da una parte e meno dall'altra, e rispetto alla partita che vogliamo impostare deciderò all'ultimo. Lunedì dell'Angelo sugli spalti del Massimino, ma chi resterà a casa potrà seguire il match tra Catania e Picerno su Telecolor. Appuntamento domani alle 14 con Diretta Stadio, 3 ore live ed interviste in anteprima ai protagonisti. Pareggi per Siracusa e Trapani nelle sfide contro Atalanta Under 23 e Monopoli, sempre più lontana la salvezza. Sergio Colosi. Un punto a testa, troppo poco per sperare nei play-out. Siracusa e Trapani, fermate rispettivamente da Atalanta Under 23 e Monopoli, guadagnano una sola lunghezza sul Foggia sconfitto a Cosenza, in attesa delle gare di Giugliano e Picerno. Il cammino si complica sempre di più. Al De Simone spettacolo, 6 reti, emozioni ed errori nel 3-3 contro i giovani bergamaschi di Bocchetti. Super Di Paolo con una doppietta, prima pareggia il vantaggio di Cassa, cui segue la punizione vincente di Cancellieri, e dopo il 2-2 di Ghislandi, sempre di sinistro regala il nuovo sorpasso agli azzurri. Le distrazioni difensive puniscono ancora la formazione di Turati, raggiunta da Levac, graziato dall'arbitro nel primo tempo per una reazione da cartellino rosso. La spinta finale non produce altro e l'amarezza è lo specchio di una prestazione generosa ma senza vittoria. Ultimo posto con 23 punti in compagnia del Trapani, che a Monopoli ha raccolto un pareggio. Granata in vantaggio con un colpo di testa di Knezovic a seguito di un calcio d'angolo. Nel corso della ripresa Colombo inserisce Scipioni ed è la svolta per i pugliesi, che segnano con un sinistro dal limite dell'attaccante. Ancora Scipioni vicino 2 volte al gol. Ci provano anche Antoni e Fall, con Galeotti insuperabile. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona serata e ancora buona Pasqua.